con questa giornata e con l'inaugurazione del teatro, dedicandolo a Luigi Barbini, a Vittorino, veramente riconosce la grandezza di quest'uomo che sotto tutti i profili, è stato detto e specificato bene dallo stesso sindaco e dal professor Seppe, ha saputo dare non solo nell'ambito della professione livelli altissimi, ma anche nell'ambito dell'umanità, del contatto, trasmettendo quella serenità e quella certezza anche nei momenti più delicati in pazienti, anche in situazioni veramente gravi. Il mio parte da un ricordo assolutamente familiare. Io parto da quando Vittorino veniva da Badia, c'era la pista delle biciclette, parlo quindi di tempi in cui, lo ricordo, io ero piccolino ma avevo il compito di sorvegliare Vittorino nei suoi approcci amorosi con mia cugina Maria Luisa, quindi ero un po' così, insieme con altri, all'epoca usava che bisognava seguire un po' nascosti dietro le siepe e di altre cose, di capire quando veniva, che succedeva, se era così, audace, non audace, se arriva. Quindi lo ricordo addirittura con la bicicletta da ciclista, da quelle sportive, pantaloni corti, non perché portasse pantaloni corti a 15-16 anni, perché stiamo parlando di un'età in cui quello si trattava, quindi erano due ragazzi, Maria Luisa e Vittorino, che venivano a Badia. Insieme con il gruppo poi suo di Piancastagnaio, mi piace ricordare Francesco Rossetti e anche Antonio Veniere, facevano così un trio in cui insieme con altre amicizie più grandi di me, io come ripeto la piccola spia inserita, come si usa mettere, seguivo anche quando abbiamo fatto insieme passeggiate in notturna in montagna o di giorno o situazioni analoghe, quindi questo approccio mio con lui è stato un approccio come ovviamente proprio assolutamente familiare. Sono cresciuto con lui, siamo cresciuti nello stesso ambito familiare, perché i genitori di Maria Luisa, la nonna di Maria Luisa e mia nonna erano fratelli, quindi ma al di là della parentela stretta erano due famiglie che pur vivendo in abitazioni vicine, come usava fino a non moltissimi anni fa, eravamo un'unica grandissima famiglia, un nucleo che noi nella mia vecchia casa eravamo 11 persone, altrettante di là, vivevamo tutti gli eventi, tutte le feste insieme. Quindi qualsiasi cosa che succedeva, dagli amori, innamoramenti, fidanzamenti, di quelle che rappresentavano le nuove generazioni, facevano parte intima di questa cosa. Molti Natali, molti Capodanno, molti compleanni l'abbiamo vissuti insieme. Quindi per me, io vedo Vittorino e lo sento, come diceva anche il sindaco, non solo presente ma vivo, veramente, lo dico perché ancora non mi capacito di ci siamo frequentati dopo saltuariamente, ma è stata un'esperienza viva, profonda, vera, del reciproco rispetto, amore, anche direi proprio familiare, che io porto, me lo consentano i figli, lo porto nel cuore, anche se ci vediamo più raramente, anche per loro, perché fanno parte di quel cerchio di affettività profonde che non c'è nessun tempo, nessuna situazione che possano, allentare. Quindi vi sono veramente vicino e vi ringrazio dell'affetto che mi portate e che a volte quando ci si incontra ancora oggi nelle grandi riunioni familiari, come usiamo fare ogni anno, ancora con gli abiti dei cugini e dei sottocugini e di quello che faceva parte di questa famiglia, noi abbiamo l'abitudine ogni anno di ritrovarci, abbiamo scelto Rocchetto come meta, ma insomma ci si ritrova tutti gli anni, per dirvi il forte legame proprio che ci legama. Ci tengo a dirlo perché poi questa cosa ha portato a far sì che lui accettasse quella che ai tempi dei primi degli anni 90 poteva apparire un'idea pazza. Io ho dell'avviso di quello che oggi si dà per scontato, che non si dovevano muovere i pazienti, ma si doveva muovere lo specialista. Questa esperienza che è partita con il professor Alfonso Carli, che anche qui mi piace rammentare e ricordare, attraverso la volontà dell'Università di Siena, di cui lui era clinico chirurgo, e ai tempi c'era anche il preside della facoltà che era, aveva sposato la moglie di Abbadia, praticamente fu possibile
che si facesse questa esperienza in cui un clinico chirurgo veniva a operare in un ospedale di periferia. Questo ha consentito di far dimostrare come l'idea fosse buona, se tuttora abbiamo una struttura sanitaria vicina, comoda, pur essendo le nostre piccole comunità molto piccole, si sia potuta lanciare in situazioni di assoluta garanzia, tanto che stiamo assistendo agli ultimi lavori per la definizione. Dietro questa idea che era partita, perché ovviamente come chirurgo generale era partita questa cosa, era nata poi l'idea di portare Vittorino a lavorare, un uomo professionalmente di riconosciuto valore nazionale e internazionale, perché è stato brillante e sintetico il professore, ma la fila sarebbe lunga, diciamo, di quelle che sono le testimonianze anche nei grandi catene informative dei media, vedere come questa figura apparisse spesso diciamo così, in immagini, in consulenze nei grandi giornali. Per cui, quindi, fu un lavoro difficile, lo devo dire, perché chi fa la professione e chi vive in situazioni tradizionali come possono essere la nostra provincia di Siena, con l'Università di Siena, capisce come il nesto di una persona qualificata in un territorio dove tutto debba essere un po', mi passate il titolo, non mi vengono altre parole, sotto controllo, venire qualcuno che potesse fare ombra a situazioni consolidate e tradizionalmente forti, non fu una cosa facile. Non fu una cosa facile nonostante la valenza e la disponibilità di Vittorino. Quindi fu una battaglia che facemmo insieme, ci vollero degli anni, ma poi diciamo, la nostra costanza, la sua volontà di ritornare a operare, diciamo, a prestare la sua opera nella propria comunità, ha fatto sì che Vittorino, poi lo testimonieranno gli altri miei ex colleghi, che io sento sempre come colleghi ovviamente, perché nel mio DNA io ancora mi sento chirurgo, ogni volta che entro in ospedale mi sembra che non sia passato nemmeno un giorno. Quindi ha potuto operare qui con noi facendo delle cose straordinarie. Io ricordo che abbiamo fatto degli interventi che oggi solamente a rammentarli ti arrestano, si fa per dire, pur essendo passati pochi anni, quando si faceva le prostatectomie radicali, quando veniva qualche anestesista da Siena, diceva, ci vuole 5, 7, 10 sacche di sangue, dice no, calma, c'è bisogno, non vi muovete. Io non ho mai visto fare una trasfusione di sangue, poi qualcuno, chi è della professione comprende che cosa significa, e la valenza del professor Ricci Barbini a quello che era anche un panorama locale, ma non prendevano una goccia di sangue, si andava intorno a quelle vene, io con un po' di patema, perché lui ci giocava quasi con una delicatezza che garantisco, con quelle dita affusolate, era un piacere vederlo lavorare, dava un senso di sicurezza nonostante le difficoltà degli interventi. Come ripeto, oggi non si dovrebbero neanche dire, perché si dice che in un ospedale come a Badia riuscire a fare determinate cose appare una follia, senza una minima complicanza, senza niente. E lui personalmente veniva a qualsiasi ora del giorno e della notte ci fosse bisogno, con una disponibilità incredibile. Era il primo ad arrivare in ospedale, in maniera educata, signorile, se la portava dentro la sua signorilità, la sua discrezione. Non ho mai sentito alzare la voce, in sala operatoria può succedere a volte, qualche piccolo, ma sempre con il massimo della delicatezza. Ci si ragionava, quando gli si poneva un problema, spesso io anche un pochino più veemente, lui cercava sempre di trovare il modo ragionevole di riportare la discussione a livelli assolutamente normali, di tranquillità. E questo ha fatto sì che praticamente, e questo come ripeto, insieme con la figura del professor Carli, se noi abbiamo una struttura autonoma, e come ripeto, per mia Badia e per Castagnaio ci divide il cimitero, ma insomma praticamente siamo attaccati, se da un'altra parte eravamo cittadine uniche, quindi con gli stessi intenti, gli stessi obiettivi, le stesse situazioni, ha fatto sì che questa struttura sanitaria l'avessimo così comoda. E guardate che è come avere una Ferrari, avere un ospedale funzionante e con professionalità adeguate qui a portata
a portata di mano. E lui è stato uno di quelli che ha consentito questo, perché quando diceva ma lì bisogna fare, bisogna chiudere, portavamo i dati e erano dati assolutamente incontrovertibili. E di fronte ai dati, perché in genere si porta i dati, ma prendono, c'è i numeri, portavamo numeri e situazioni incredibili. Quindi se noi abbiamo questa struttura sanitaria in parte, ripeto, insieme, divisa con il professor Carli, perché questo è stato, lo dobbiamo a queste due figure. Lui ha potuto operare fino all'ultimo e vi dico che anche a volte nell'ambito della malattia, pur consentendo situazioni di assoluta tranquillità, alla fine magari di un intervento, di una mattinata, di situazioni complesse, perché poi si metteva lì dalla mattina alla sera, per lui non c'era orario, non c'era né notte né giorno, non aveva né feste, né sabati, né domeniche, né reperibilità, non fate 5, non fate 2, era sempre assolutamente, guardate che sono cose incredibili, sono cose incredibili, non c'era contratto, non c'era niente, lui lavorava perché la sua passione coincideva con il suo lavoro, divisa anche con l'amore familiare. E direi, guardate, ve lo dico, fra virgolette, da Badenga aveva un amore straordinario per Pier Castagnani, un amore che l'ha portato a spendere risorse incredibili, che è solamente pensabile in una fondazione col Monte dei Paschi di poter fare opere come quella che lui ha fatto nel recupero di questa struttura e che oggi è un capitale di questa comunità. Lui aveva un amore profondo, fino all'ultimo voleva sapere se la Pianesa aveva vinto, aveva perso, aveva pareggiato. E nonostante proprio agli ultimi giorni che la Pianesa avesse perso, gli fu detto ha pareggiato per non creargli un disturbo, perché era talmente forte la sua vicinanza che si trasmetteva attraverso lo sport e attraverso le sue amicizie forti. Lui ha saputo creare delle amicizie forti con persone che qui, che vedo molte presenti, che in questo amore che voleva vedere Pian Castagnaio alla montagna, ma non solo Pian Castagnaio, ecco, fermo restando il lavoro straordinario, il Bagno, la Pianese, quando c'era qualche intervento ben fatto ne gioiva, quindi, ma anche per la Miata, per questa montagna straordinaria che oggi noi stiamo cercando di mettere insieme, recupero anche le parole del sindaco Pagaggini, di dire di una missione che ci siamo dati indipendentemente da quelle che possono essere posizioni di carattere cosiddetto partitico, ma di fronte alle situazioni amministrative credo che ognuno debba fare un passo indietro nella volontà che ci si riesca, che si sbagli, che come tutti siamo persone, di cercare di portare comunque un contributo. Io credo che il regalo che si possa veramente fare a Maggiore Vittorino è proprio in un atto di concordia al di là e al di sopra delle cose, creare quella sintonia tra questi due paesi nell'ambito di una collaborazione sempre più stretta, sempre più valida. Io penso che gli si farebbe un bel regalo. Scusate se faccio questa piccola digressione, ma mi piace farla perché era veramente, e non ha detto una cosa, trovandosi così amichevolmente siamo trovati a trovare Vittorino, indipendentemente da ogni pensiero di carattere politico, nell'ambito delle nostre conoscenze, ci ha lasciato un po' questo messaggio, di dire datevi da fare, fatelo nel bene delle comunità, poi ognuno, come ripeto, con i propri caratteri, i propri limiti, le proprie situazioni sarà quello che sarà. Vittorino, siccome io sono credente, siamo in un luogo sacro, consentitemi di fargli un saluto diretto. Ciao Vittorino, ci vediamo presto.